Allora, dicevo Presidente, intanto vorrei sottolineare il fatto che io resto sul campo, ma 4 scudetti sul campo sono una cosa che non accadevano comunque dai tempi del Grande Torino e prima ancora della Juventus di Agnelli, quindi sono un'impresa eccezionale. Forse noi ci stiamo abituando troppo alle imprese dell'Inter e finiamo per non dargli nemmeno troppa importanza. Sentivo prima Ranieri che diceva che era normale che lo vincesse l'Inter. Secondo lei era veramente così normale che lo vincesse l'Inter? No, perché poi essere nei panni di chi sta cercando di vincere è diverso, nel senso che invece soffri molto, stai molto attento, devi veramente badare a tutto, in particolare questo fa l'allenatore, questo lo fanno i giocatori, ma questo devo farlo anch'io. E quindi non è certo una cosa leggera, però la fortuna non è detto che ti sorrida sempre, in questi casi invece ringraziamo il cielo perché ci ha sorriso per 4 anni di seguito, più quell'altro che ci aveva sorriso per 10 anni di seguito ma non era andata bene. Beppe Bergomi. Io volevo fare i complimenti al Presidente, veramente una grandissima impresa, grande continuità, abbiamo sottolineato i meriti della società, veramente straordinari, ma la domanda è a Balotelli, perché oggi secondo me è stato l'unico dell'Inter a non sentire la pressione e a giocare una partita straordinaria. E volevo sapere da lui qual è la partita che ti emozionerà. Come? Non ho capito? Qual è la partita che ti emozionerà? Ma tutte le partite emozionano, però quando sei in campo, se giochi da emozionato non puoi dare quello che dovresti dare, quindi è meglio lasciare la pressione in parte e pensare a giocare. Poi la pressione ti rendi conto quando è finita quanto ne avevi. Vabbè, comunque complimenti perché anche oggi, soprattutto nel primo tempo, l'hai tenuta in piedi tu l'Inter con una prestazione incredibile. Facciamo anche gli auguri a Moratti per il compleanno, secondo me è passato. Potevo fare 2 gol, ma non è andato dentro. Però va bene, ha fatto gol Diego, abbiamo vinto. Comunque non è grazie a Mario, ma è grazie alla squadra, come sempre. Hai fatto gli auguri al Presidente? No? Auguri, è vero. No, scherzo.